Sì, è vero, c'è però si parla di che bella foto che la fai anche da dietro, da lì sopra. Adesso abbiamo cambiato avanti. fai la coraggiosa così ti vengono applicato. Poi spostate la chiesa di Davide, per la vengono già appostati sì, Già lo so. Come intitolato quello che quando mi dice le cose per non mettere nei casini gli altri. non so fare cosa facciamo. Lo accendiamo questo? No, va bene. Tu riesci a leggere tu? Posso anche non Guarda, però leggere. cerco io. No, aspetta. In carcere. Troviamo l'altro. Troviamo quello su. Sì, quello. Perché l'altra volta abbiamo acceso quello. Comunque possiamo aspettare ancora. Cosa dite di questo? Questo? Per leggere va meglio? Posso fare Per le foto va meglio. Anche per le foto va meglio. Allora ascoltiamo lì. E qua ci sono i microfoni. I microfoni sono due. Uno all'autore e uno al gruppo. Grazie. Facciamo fare sopra Daniela? Daniela, Sì, quando vuoi. Adesso ascolta. Mi sembra che io porto. Aspettiamo 2 secondi. Sì, no, vogliamo. dove voi? No, ma quando volete voi. Se ne deve arrivare qualche altro. Non c'è Maurizio che è al mare naturalmente, non è qui. Boris al mare. Chiamalo scemo. Anche se è il corso amato. Signor Massimiliano, ci siede qui davanti per occupare una seggiola a vuoto? Ma questa è una di scenografia. Adesso 26? 26 adesso? All'ombra.
Qui si deve un po' spostare, quindi si risolve. Sì, 26, 27. È stato un imprenditore, spirito di patata di forni. E il paletto di Forni. No, ma forse servirà. Sì, serve. Vuoi vedere? No. Daniele, diamo inizio? Sì. Scova le polveri. Sì, diamo inizio. Buonasera a tutte e a tutti, sono in minoranza di tutti, però buonasera a tutti, grazie di essere venuti qua a trovarci. A me oggi tocca l'onere, però devo essere sincero, anche l'onore per la prima volta di presentare due illustri personaggi della nostra terra, il giornalista, scrittore Francesco Giorgioni, che è colui che ha scritto questo bellissimo libro. Forse non dovrei presentarlo, ma lo presento comunque, Giacomo Mammeli, che ormai più o meno è un cittadino fornese, che anche quest'anno lo ringraziamo perché ci onora di portare a Fonni il preludio del festival che si terrà la 13ª edizione a Perdas de Fogo, mi sembra dal 24 al 30 luglio. Vi rubo una battuta, se me lo consentirà, che ricordatevi che la distanza da Forni a Perdas è uguale alla distanza da Perdas a Forni. Quindi, già ve lo ricordo. Sì, purtroppo il protagonista di questo libro, cioè Libero, colui che ha girato il mondo in bicicletta, non può essere tra noi perché ha avuto qualche problemino di salute. Tutte le altre piazze è stato presente. Mi sarebbe piaciuto fargli qualche domanda, ma sono sicuro che le risposte ce le daranno anche loro, perché anch'io ho fatto un po' di chilometri, non li ho fatti in terra, li ho fatti in mare, volevo vedere qual era la differenza tra la strada percorsa in mare o per terra, però sono certo che i due professori giornalisti qua presenti sapranno illustrare tutto. Vi ringrazio di nuovo e buon ascolto e buona serata a tutti. Grazie. Buonasera, grazie a voi, grazie alla sindaca, grazie all'assessore e grazie alle donne, perché senza le donne non si farebbe niente. La cultura in Sardegna, e non solo in Sardegna, è tutta al femminile. Nei paesi sardi, quelli che io conosco, li conosco tutti. Se non ci fossero le donne non ci sarebbero iniziative culturali e stabilirali. Questo conferma i tassi di istruzione, le laureate donne sono più degli uomini, le donne laureate sono il 63% in Sardegna e il maschio sono i primi Pasetti, e già mi conoscete questo discorso, non lo faccio. Io parlerò pochissimo stasera perché il protagonista è Francesco Giorgioni, che ha fatto un lavoro ciclopico, poi lo vedrete mentre ve lo spiega, perché ha preso il diario di un signore semi-analfabeta di Tarasuni, Libero Manca, che ieri è stato operato alla vescica al Materolbia, ormai gli ospedali tutti gusto, era Laudato, poi adesso faremo nuovi ospedali, quindi nuovo cemento, l'importante. La sanità, la salute si tutela col cemento, non con i medici e non con le medicine. Vi dicevo, dirò pochissime cose, sottolineando il lavoro ciclopico che ha fatto Francesco, che ha preso i diari di viaggi di Libero Manca, 75enne di Tarasuni, Lago Moreo, che ha girato sul mondo. Tra poco vedrete quello che ha girato, erano diari di viaggio scritti male, scritti in francese, un francese non certo di André Gide o di Valéry, e quindi ci ha lavorato 3 o 4 anni per poter trasformare i diari di viaggio di Libero Manca in un libro che raccontasse il viaggio. Voi tenete conto che la letteratura inizia col viaggio. Che cos'è l'Odissea se non il viaggio di Itaca che si perpetua e che si rinnova? Che cos'è
il viaggio, se non l'anabasi di Erodoto che racconta questo grande viaggio, in questo caso di guerra, eccetera, eccetera. La letteratura, il racconto che fa Francesco, che è un trascrittore di qualità dei diari di Libero Manca, ci dimostra quanto è grande il mondo, come un uomo si muove per motivazioni che non sono soltanto economiche, i disastri e i disagi che affronterà, ma anche la sottigliezza psicologica di alcuni episodi. Io volevo, ma poi lo spiegherà meglio, non racconta quando è nel Laos, perché c'è la polizia che sostanzialmente gli vuole estorcere soldi per dargli un passaporto del cavolo. Lui non racconta queste cose perché non sa se arrivando nello stato successivo avrebbe messo nei casini quelli che lui racconta, quindi ci sono anche questi aspetti. Io sottolineo soltanto una cosa, perché parlo della scuola e ormai ne sto parlando anche nelle orazioni funebre quando si muore qualcuno a Togesu. Francesco scrive questo libro da maestro. Lui adesso è un professore di lettere all'Istituto Alberghiero di Arzachena, dove molti sono i fonnesi e anche bravi, mi ha detto. E che cosa fa un maestro? Insegna a leggere e a scrivere. Però per leggere bisogna avere un po' di passione. E chi non legge, uso una frase che era scritta nella biblioteca comunale di Orgodolo quando era diretta da Bastiano Madau, chi non legge esce dal gregge, chi legge esce dal gregge. I nostri ragazzi oggi non leggono, qui non ce ne sono di ragazzi, quindi posso parlare tranquillo, è anche colpa vostra di genitori che non vi fate leggere, è colpa molto delle scuole che non fanno leggere, è colpa degli insegnanti, come vedete mi sto facendo amici a Cascioni. Francesco in questo libro dimostra come si scrive, come si rispettano i fondamentali, dire chi, dove vai, quando vai, che cosa fai, perché lo fai, e lo fa con un metodo da maestro. I maestri purtroppo oggi non hanno molta buona pubblicità e molta buona reputazione. I genitori sono diventati pubblici ministeri dei figli davanti ai maestri che vengono presi in giro perché dicono che quel compito merita 4 e c'è un genitore qualche volta analfabeta che dice che il figlio merita 8. Allora bisogna uscire con questi incontri, anche questo pre-festival del quale poi parlerò semmai alla fine del festival, servono a capire che per comunicare bisogna saperle le cose, per saperle bisogna leggere. Se non leggiamo rimaniamo ignoranti. Più si legge e più si impara. Perché vi dicevo è un maestro, e sottolineo la parola maestro, che deriva dal latino magister. Magis è qualcosa in più, è qualcosa di più valoroso, di più importante, ed è il maestro sa di più verso i terzi, verso gli altri, quindi perché la comunicazione non è io che parlo, sono io che parlo, ma voi che mi ascoltate e capite, perché se non capite non sto comunicando. Il maestro fa questo. Il maestro è più importante, il magister è più importante del minister, che prospitichedu. Uno è magis, l'altro è mini, e noi oggi abbiamo sostituito il rispetto per il maestro, che è fondamentale, con l'ossequio del maestro. Se poi il figlio, il fratello, il figlio, ancora meglio, perché questa è la società che stiamo vivendo. Francesco ribalta questo e racconta, fa letteratura di viaggio. Non dico altro perché vedrete con le immagini che adesso vi prendo su Macchiori che questo libero manca, che gira il mondo in bicicletta, e sentirete le cose che ha fatto che sono geniali. Però il merito è certo di chi ha scritto gli appunti, però soprattutto di chi per 3 anni
si è, ve lo dico in inglese, scimprato a tradurli in italiano, in buon italiano, rispettando i fondamentali della comunicazione. Evviva chi legge, abbasso chi non legge. Asibiri, grazie. Mi sentite? Allora, mi associo ai ringraziamenti all'amministrazione, al sindaco, all'assessore, a tutti voi che siete presenti. Alla sindaca. Preferisci il sindaco? Daniele Rusconi. Daniele. Ecco, non ho trovato un compromesso. Ma Daniele è mamma, non è sindaco. E a tutti voi che avete scelto di condividere questa serata con noi, che speriamo sia piacevole, anche perché la storia, al di là del fatto di chi l'abbia trascritta, di chi abbia avuto insomma, la volontà di perderci qualche anno di tempo per tradurla, trascriverla e proporla nell'editore, al di là di quello, la storia in sé meritava davvero la pubblicazione. Una domanda volevo fare all'assessore. Lei ha detto poco fa che il libro è bellissimo, ma lo ha letto? No, non ho detto che il libro è bellissimo, la storia ho detto che sarebbe interessante. No, perché mi sembrava una candidatura. No, quello è una frase non, per persone più... Che vergogna, che vergogna! Anzi, t'abregungia! Sì, allora, la storia di Libero Manca, che vi saluta tutti e come si è detto poco fa, sta questa sessione di presentazioni perché ha partecipato a tutte le precedenti e ha partecipato con un trasporto emotivo, con una volontà di raccontare che soltanto chi lo ha sentito può immaginare. Voi pensate soltanto che lui si porta appresso circa 400 fotografie scattate durante il viaggio e noi abbiamo dovuto veramente fare 7 camicie perché non poteva raccontare tutte le 400 fotografie in una presentazione di libro. Le prime volte siamo andati avanti per 2 ore e mezza. Ho detto, guarda, di comunicazione, anche perché non sarebbe giusto nei confronti di chi poi il libro lo dovrà leggere, che ci impongono di ridurre. Alla fine siamo riusciti a convincerlo. Ma lui mi dice ogni volta, ogni foto che perdiamo è un racconto che perdiamo, perché ogni foto ha un significato. Comunque, al di là di questo, come diceva Giacomo, Libero Manca è un signore che tra pochi giorni compirà 75 anni. Al di là di questo piccolo incidente che si è manifestato negli ultimi mesi, ha sempre goduto di buona salute, era sicuramente un atleta di ottimo livello. Io lo dico sempre, non ha trovato un preparatore atletico che lo sapesse valorizzare, ma se avesse trovato qualcuno in grado di seguirlo e di assecondarlo, Libero sarebbe diventato o un ottimo pugile, perché faceva anche pugilato, o un ottimo podista, correva in montagna con tempi veramente da agonista, oppure un ciclista di ottimo livello. L'ho conosciuto per puro perché, come vedete nella copertina, l'autore della prefazione, che è un mio carissimo mio fratello amico, si chiama Roberto Virtus, un giorno è capitato a Tadasuni perché gli era stato affidato l'incarico di predisporre una rete di sentieri ciclistici. Siamo stati a casa di Libero e di Poet, che è un'altra figura centrale del racconto, e lì tutte quelle che ha scattato. Mollo nel Mekong, nel passaggio tra Laos e Thailandia, ma poi soprattutto, scusate,
ha notato giorno tutto quello che ha fatto durante il suo viaggio, che è durato 1 anno e mezzo, dal 27 maggio del 1974 al 6 dicembre del 1975. E io mi sono ritrovato con questa fila di quaderni, con alcune pagine anche sbiadite, tutti scritti. Era un francese veramente sgangherato, molto basico, fortunatamente con una abilità, usava poche parole, quindi poi a un certo punto sono riuscito a imparare questa lingua. A quel punto si è posto il problema. Il libro diceva: voi non riuscirete mai a tradurre e a trascrivere tutta questa roba, perché era una mole di materiale ingente. E a quel punto è scattato quello che noi in Gallura chiamiamo lo colpo di lega. Il colpo di lega sarebbe una presa di posizione, è diventata una questione di principio, perché io vedevo questo signore che non riusciva a trasmettere la grandezza di ciò che aveva. La vista ormai mi sta abbandonando, quindi avevo bisogno di avere caratteri grandi. Avevo aperto il computer su Google Earth in modo tale da vedere ogni strada, ogni centro che lui aveva attraversato, e così sono andato avanti sostanzialmente per 3 stati. Poi l'altro momento sta che Alberto Pino soltanto, e poi tornato in Italia quando c'è stata l'amnistia e dunque il reato sostanzialmente era estinto. Quindi lui stava inizialmente a casa di un fratello, lavorava come giardiniere. Nell'anno 1971 marciante. Quando abbiamo fatto la prima presentazione a fine gennaio a Terrasuni, lui da casa sua all'aula consigliare è venuto in sella alla questo con un compagno di viaggio, almeno inizialmente, che poi vedremo. Ha saltato poi Istanbul, è passato in Asia, ha fatto l'India, ha preso il primo aereo della sua vita, tra l'altro spacciandosi per studente, perché altrimenti quell'aereo non glielo facevano prendere. Aveva una capacità di sapersi arrangiare anche nei momenti di difficoltà, che sicuramente è stata decisiva e fondamentale per consentirgli di completare la sua impresa. È arrivato a Singapore, da lì ha preso una nave per... si è fatto tutta l'Australia. Tenete conto che vedete come erano bardati qui a Michel? La bici pesava 13 kg, avevano 38 kg di bagaglio, che ha pedalato durante il suo viaggio, ma quando è arrivato in Australia, che è una zona dove i centri abitati sono spesso distanti centinaia di chilometri l'uno dall'altro, si è dovuto portare appresso
si portava preso sostanzialmente 50 kg oltre al peso della bicicletta e oltre al suo stesso peso corporeo. Per darvi un'idea, però nelle fotografie lui non tutti abbiamo un GPS, tutti abbiamo uno smartphone. Fotografia scattata in Turchia, è stata scattata da Libero perché Libero non si è limitato a prendere atto del fatto che un pullman, un camion fosse finito in un fiume, ma ha chiesto il perché. La strada, lui dice, è stata forse una delle più attraversato durante il mio viaggio. Perché è pericolosa? Perché c'è lo spostamento dei commercianti ambulanti che vanno generali. Siccome tutti mai in nessun'altra parte del mondo e spesso in questo modo di cose qualcuno finisce come è finito questo camion. Io quello che vi racconto è un centesimo di quello che trovate nel libro, episodi come quello che raccontare ce ne sono tantissimi. Famigliola di tedeschi, Libero entrato in Iran. Tenete conto che stiamo parlando dell'Iran pre-rivoluzione islamica, quindi un paese occidentalizzato, un paese liberale, un paese democratico. Incontra che aveva indietro, fa alcuni chilometri, recupera questo pezzo di ferro, era un pezzo del semiasse. Tedesco che al tempo
1974. Per alcuni giorni Libero non scrive sul diario. La delusione è agonizzante. A scrivere il l'unica di tutto il diario. Evidentemente è venuta fuori la bicicletta su questa Renault e riparte verso la Francia. Da quel momento in poi dalla bicicletta molto gente e qua per quelle combinazioni della vita che sono veramente inspiegabili. Dice al Libero: tu sei di Voiron, di te, perché in Francia quando mi chiedo quanti oggi sarebbero ragazzi della sua età avrebbero questa intrapresa da sfidare terre ostili, gente che parla una lingua che tu non conosci. Libero la persona che incontrava era un problema, eppure tutto questo non gli ha impedito. E mi ha ceduto anche un tozzo di pane quando non avevo abbastanza per poter fare un pasto. L'unico posto che non ricorda con piacere è l'Australia, quello se lo ricorda sempre con un po' di amarezza. L'episodio a cui faceva cenno un poco fa Giacomo, l'unico momento in cui io non ho potuto trascrivere una parte del viaggio è stato quello relativo alla permanenza di che lo ha ospitato per alcuni giorni, quindi lui ha lasciato i bagagli lì, ha iniziato a girare la Thailandia e il Laos. A un certo punto, in un posto che si chiama Nong Khai, lo hanno fermato, gli hanno contestato la mancanza di un visto sul passaporto, in realtà era un semplice tentativo e lo hanno sbattuto in cella. Lui è rimasto in cella per una settimana insieme ad un vecchio e che però in Australia mi pare che abbia forato una quarantina di volte e quindi dopo le forature per la riparazione era necessario da sempre con un po' di dispiacere. Pompa della bicicletta, quella che serve per gonfiare le gomme.
si è ricordato di averla dimenticata al precedente pernottamento e aveva già fatto 140 km. Voi considerate che non avere la pompa di bicicletta in quelle condizioni in mezzo al deserto significava non soltanto il centro abitato più vicino era lontano centinaia di chilometri, fortunatamente è riuscito ad arrivare al villaggio seguente senza forare e lì ha trovato una pompa di bicicletta, in realtà era una pompa di moto che è stata adattata al viaggio. E quello è un canguro. La nave Galileo, che oggi non esiste più, è una nave che a un certo punto era stata convertita da italiano, è affondata qualche anno fa. Con la Galileo Libero ha compiuto la navigazione tra l'Australia e il Messico, quindi ha attraversato il un signore di Brescia che al tempo di 4 anni si chiama Luigi Torri, che ancora oggi continua a corrispondere quotidianamente con Libero. Tutte le mattine si scambiano il buongiorno su WhatsApp. Libero adesso si è evoluto e usa anche la tecnologia. Una cosa che lui è il fatto che non gli venisse concesso di entrare in prima classe. In prima classe sulla base del censo, insomma, si è scoperto anche filosofo durante quel viaggio. Un'altra coppia conosciuta durante il viaggio, allora, con questi signori che è l'unico tra i 25 paesi che ha attraversato è stato concesso di attraversare in bicicletta. Quel giorno ha dovuto dormire in un motel perché diceva se noi avessimo piantato la tenda e loro avessero deciso di inseguirci diventavamo facilmente riconoscibili, quindi per la prima volta dopo forse 4 mesi dall'inizio del viaggio Libero in quell'occasione ha dormito. Questo è l'arrivo in Messico, non è Acapulco, questo è un altro paese lungo la marcia verso sud. Lui racconta in Messico a un certo punto di essere addirittura stato ospitato da una famiglia. Solidarietà, se non che poi la mattina dopo il padrone di casa l'ho preso da parte e ha detto guarda io ho una sorella che non riusciamo a far sposare. Se tu avevi era la Poletta ha accettato di veder Libero partire, ha cercato per quanto possibile di aiutarlo durante il viaggio. Il biglietto dell'aereo per il ritorno è stato Poletta. E Poletta era talmente anche grande in una riserva che si chiama Paleras. Racconta, devo dire anche con una proprietà da scrittore insomma apprezzabile, di questo signore, di questo anziano che era messo a guardia all'ingresso di questa riserva sterminata gigantesca, che si strabuzza gli occhi perché letteralmente
considera un'allucinazione quella figura di Centauro, di uomo in bicicletta che si sta avvicinando verso di lui. Alla fine gli dice: qua in bicicletta non c'era mai passato nessuno. Stiamo parlando di passaggi a 4000 metri di quota, per darvi scesa fino poi al Cuzco, ha fatto 80 km di salita in condizioni veramente estreme. Come si è riuscito a sopravvivere è veramente un mistero. Il blocco con gendarmi che si mettono in posa e che lo salutano e che si fanno fotografare con la sua foto, la carcassa di un lama carbonizzato un esempio delle strade andine che ha dovuto percorrere. Il fuoristrada di con Heinz e Jos si sono incontrati in Colombia, però capitava spesso che lui incontrasse magari a distanza di settimane o addirittura di mesi persone che aveva già visto in altri paesi. Heinz e Jos però è impossibile, per quanto io conosca questa storia, da un un'esperienza di viaggio, quindi secondo me questa carattere di viene da fuori. la dote finanziaria che aveva messo a anche grazie alla del club ciclistico di Voiron. Ogni tanto mandava dei soldi in città che aveva ha fatto lo hanno, diciamo, preso sotto la loro ala protettrice, gli hanno dato da mangiare e lo hanno aiutato. Spesso trovava qualcuno nelle ambasciate che lo aiutasse, non sempre i soldi gli sono bastati. E a farsi bastare almeno per buona parte del viaggio. Intanto dovrete comprare il libro, 4 copie a testa, da regalare ai figli, far leggere, far ripetere, soprattutto far riscrivere. Io devo fare il mio mestiere di poesino,
sempre il nostro sindaco Savralocco di Bocinti. Noi proseguiamo col pre-festival sabato. Amadao, che è venuta qui a presentare un libro bellissimo, Maestri, capirete quando la presenterò, userò molto. Mamma Moiana con 2 autori, facciamo 2 presentazioni consecutive, una alle 7 e una alle 9, non mi ricordo in che punto è. Poi invece il festival lunedì 24, perché il nostro festival quest'anno è fra 2 centenari, di Peppino Fiori, che è nato nel 23 a Silanus, chiudiamo con Italo Calvino, che è nato a Cuba, come sapete, nel 23. Parliamo di Italo Calvino perché di Padova è il geologo che aveva fatto le indagini per la magistratura per la strage del Vajont, perché nessuno voleva accusare nessuno per la manfietta che esiste in queste cose. Doveva venire per Dosdevogo a vedere il fiume di nebbia sopra il rio Frumineto. Ovviamente capirete cosa sarebbe stato Foveso se fosse venuto Calvino a Foveso, e comunque lo ricordiamo. Dopo la sera per Peppino Fiori, che è la piazza più povera di Perdomo,